Ruggero Carraro. Buongiorno Ruggero. Buongiorno. Siamo all'avvio della speranza, della riapertura e naturalmente voi vi state preparando da un po' di tempo e con tutte le difficoltà che ci possono essere per le sicurezze, per i decreti che non sono molto chiari, come state vivendo questo momento? Come state pensando a riaprire? Avete già un meccanismo vostro? Sì, noi ancora prima del decreto abbiamo creato un comitato a nostro interno tra i nostri responsabili, abbiamo nominato Covid Team e cerchiamo appunto di districarci tra tutte le norme e le regole che ci sono state date. Comunque siamo arrivati a un buon punto, il 4 apriremo con la parte commerciale. L'assistenza invece noi siamo sempre stati aperti anche prima, inizialmente in emergenza, e poi in questo momento siamo aperti con tutte le sedi. Naturalmente avete preso le vostre precauzioni, le distanze tra un cliente e l'altro per la vendita, i venditori saranno al loro posto e ci saranno dei corridoi predeterminati per arrivare a loro e per poter far ripartire anche la vendita. Allora, noi pensiamo inizialmente di convocare una parte dei nostri venditori proprio per avere la possibilità di regolare meglio il traffico in concessionaria, e comunque cercheremo di lavorare il più possibile su appuntamento. Abbiamo appunto creato dei corridori, segnato per terra le distanze alle quali il cliente deve rimanere, e stiamo installando in questo momento dei parafiato, anche se non sono previsti dalla normativa, ma sono delle barriere in plexiglass su tutte le scrivanie, e poi adotteremo, come dice il nostro bravo Zaia, tutti con la mascherina, perché assolutamente questo è fondamentale. Pensavo alle difficoltà create dai vari decreti fino adesso emessi dal governo, ma non vorrei fare polemica, perché vorrei mantenere quella che è il momento di speranza che si pone per la riapertura, però veramente il settore auto è stato massacrato come tanti altri. Sì, non voglio parlare solo del mio settore, anche se è un settore importante perché dà lavoro a 120.000 persone in Italia e quindi è determinante per il PIL. Purtroppo direi che sono stati utilizzati troppi esperti. Io sinceramente quando vado a votare voto affinché un politico decida anche. Invece in questo caso è stato dato la decisione agli esperti, che magari sono bravissimi, però secondo me nella politica bisogna anche prendersi delle responsabilità. E poi è stato creato una babele di regole che stiamo cercando in questa maniera, in questi momenti di capire. Alla fine ci arriveremo, speriamo negli organi di polizia che dovranno sicuramente usare il buon senso, perché anche loro, poverini, credo che abbiano delle grandissime difficoltà a districarsi. Lei mi prepari una Mercedes che appena è possibile usciamo a farci un giro. Arrivederci Ruggero, grazie per l'intervista. Grazie a voi e arrivederci. Grazie.